Nel 1946 gli italiani sono chiamati a scelte impegnative, attraverso elezioni finalmente di nuovo libere e democratiche e finalmente davvero a suffragio universale, ovvero sia con le donne che possono eleggere ed essere elette. Devono scegliere dapprima le amministrazioni locali, ma poi il 2 giugno saranno chiamati a scegliere se mantenere l'istituto monarchico oppure scegliere la via della Repubblica e identificare attraverso le liste dei partiti quelli che dovranno definire le caratteri del nuovo Stato del dopoguerra attraverso la definizione di una nuova Costituzione che dovrà andare a sostituire lo Statuto albertino. In questo contesto il Friuli si trova a sentire sia il peso di un difficile dopoguerra, sia il peso di un'antica arretratezza economica e sociale che dura da moltissimo tempo e che non è stata ancora risolta. E inoltre è condizionata molto la sua vita dai problemi del confine, delle relazioni internazionali, della questione cosiddetta di Trieste in sostanza. Ed è per questo motivo che nella provincia di Udine il controllo del governo militare alleato durerà ben oltre la fine del 1945 per arrivare fino al settembre del 1947 alla entrata in vigore del Trattato di pace. Si tratta di una presenza sensibile, un controllo non molto rigido, però si fa sentire. Il confronto elettorale attira molto l'attenzione della popolazione che partecipa in un grande numero alle iniziative relative alla campagna elettorale, comizi, manifestazioni, dibattiti, hanno un grosso seguito anche nei centri minori e si comincia a delineare quello che è la configurazione politica dell'Italia e anche della provincia di Udine. I partiti protagonisti sono la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, il Partito Socialista, il Partito d'Azione ed altri partiti minori che hanno una loro tradizione o altri che sono nuovi. La prima prova è quella delle elezioni amministrative che verranno svolte in due tornate principali. Fra marzo e aprile del 46 la prima e nell'autunno dello stesso anno un'altra tornata. In quelle di marzo e aprile ci sono la gran parte dei centri dei comuni della provincia di Udine, compreso il capoluogo, Pordenone, Tolmezzo ed altri. E i risultati definiscono quella che sarà poi l'immagine anche politica successiva. I risultati premiano la Democrazia Cristiana al di sopra delle aspettative sue e dei suoi componenti e anche premiano il Partito Socialista rispetto all'alleato Partito Comunista. I risultati nei vari comuni sono molto eterogenei, molto non unificabili in un termine unico. Ci sono comunque sostanzialmente questi elementi che prepareranno poi quello che sarà il quadro per quanto riguarda le elezioni del 2 giugno e del referendum. Il confronto avverrà quindi tra gli schieramenti politici non tanto sulla scelta istituzionale quanto sul carattere che dovrà avere il nuovo Stato, la Costituzione e diciamo l'indirizzo generale politico dello Stato. Quindi il dibattito, il confronto si ha su temi quali la laicità dello Stato, i rapporti tra la religione e la politica, la liceità di essere schierati a sinistra e contemporaneamente cristiani e cattolici, con un impegno su questo percorso maggiore all'interno del laicato cattolico e della Chiesa attraverso i suoi organi di stampa che propugnano questa problematica tentando in questa maniera di attirare verso di loro anche diciamo la parte più moderata, quella più timorosa delle novità che possono essere espresse all'interno della Costituente, quindi della Costituzione. Per quanto riguarda le scelte sul piano istituzionale, tutti i partiti, tutti gli schieramenti, ovvero i più importanti schieramenti in Friuli, sono nettamente a favore della Repubblica, anche all'interno della Democrazia Cristiana, nonostante l'atteggiamento a livello nazionale sia quello della libertà di voto, i principali esponenti sono nettamente, chiaramente pro-Repubblica e molti fortemente critici verso l'istituto monarchico, l'esperienza precedente. La monarchia come scelta non ha molto seguito palese, poi si vedrà che ne avrà di più nascosto nei risultati elettorali. Monarchici sono alcuni esponenti dell'aristocrazia
e un assist alla scelta monarchica viene data dal giornale quotidiano locale che prenderà lentamente il posto di Libertà, giornale del CLN, il quotidiano Messaggero Veneto che noi ben tutti conosciamo, che ha una storia tutta sua particolare. Su questi temi e su quelli anche della questione dei confini, della questione di Trieste, come dicevo prima, diciamo, il confronto è molto acceso e molto serrato. Arriviamo quindi ai risultati elettorali del 2 giugno per vedere che la scelta per la Repubblica ha la maggioranza, una maggioranza oltre il 60%, però con delle differenze notevoli da luogo a luogo, da centro a centro. E mentre per quanto riguarda, diciamo, i risultati per l'elezione della Costituente, si definisce chiaramente qual è anche in questo caso lo schieramento. Quasi metà dei voti vengono ottenuti dalla Democrazia Cristiana, mentre i partiti di sinistra, che si presentano comunque divisi, hanno poco di più di quelli dei voti della Democrazia Cristiana. Ma non è tanto questo il tema, il problema che emerge, quanto il fatto delle accuse che vengono rivolte in questo caso dai partiti di sinistra alla Democrazia Cristiana di avere ottenuto i voti anche di chi, nonostante l'indicazione del partito, aveva votato per la monarchia. C'è una forte polemica che era già presente prima e lo sarà successivamente, di quanto l'apparato della Chiesa e del laicato cattolico, delle associazioni legate alla Chiesa, abbiano fatto per sminuire il valore di una scelta repubblicana e indurre e trascinare, diciamo, i loro elettori, la loro parte di elettorato, verso una scelta conservatrice moderata come quella della monarchia. Tra gli altri aspetti c'è di nuovo da sottolineare come i voti per il Partito Socialista siano stati superiori a quelli per il Partito Comunista e che il Partito d'Azione abbia poi avuto un successo elettorale molto modesto, poco superiore al 10%, uguale a quello ottenuto da uno schieramento particolare, nuovo, appena nato, che avrà una storia breve e una storia molto particolare, che è quella dell'uomo qualunque. Eletti alla Costituente saranno quindi 5 esponenti della Democrazia Cristiana, 3 del Partito Socialista e 1 del Partito Comunista. E per qui comincia poi l'avventura della Costituente, della formazione del nuovo Stato, della nuova forma di Stato, e il problema che poi era già presente in quegli anni delle autonomie regionali.